Euroregione.news. Bella Italia, ex Jetour, da 75 anni villaggio EFA. A Lignano, con il presidente Giancarlo Cruder, hanno festeggiato il 15° lustro. La commemorazione del ricordo di questi 75 anni di vita di EFA. EFA sta per Ente Friulano Assistenza, diventata fondazione, attualmente dal 92 è diventata fondazione. Premesso tutto questo, la funzione della cerimonia di oggi era quella di far riemergere questo dato, e cioè questo legame strettissimo che c'è stato di collaborazione fra istituzioni tutte, la fondazione che si è occupata della parte più debole della società, appositamente per dare una risposta alle esigenze educative di istruzione che non c'erano, dove lo Stato non era in grado di provvedere nei termini giusti, anche perché le sedi erano quelle che erano, i locali erano quelli che erano, la gente era quella che era, la miseria era importante, l'immigrazione iniziava ad assumere toni abbastanza in misure abbastanza grosse, e quindi questa è stata la funzione di EFA. E quindi per sottolineare che in buona sostanza se si attua il principio di sussidiarietà tra le istituzioni e il privato, in buona sostanza si riescono a raggiungere risultati eccelsi che singolarmente non si riuscirebbero a raggiungere. Per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news.